Schools, businesses and regional leaders gathered in Trieste to mark the third anniversary of the Carta di Lorenzo, reaffirming commitments to workplace safety through education, prevention and institutional cooperation. Ma in pochi anni, grazie veramente a un impegno straordinario della famiglia di Lorenzo, da papà, la mamma, la sorella, si è riusciti a mettere in campo delle azioni concrete, multidisciplinari, che non sono semplicemente l'elenco nozionistico di cos'è la sicurezza, ma concretamente cosa si può fare. Questo è stato possibile anche grazie al coinvolgimento e al protagonismo delle istituzioni, della regione, di Confindustria, di INAIL e di tutti insomma, i protagonisti che poi diventano chiunque si vada su un posto di lavoro. Perché la Carta di Lorenzo non è una mera commemorazione di Lorenzo Parelli ed è stata una scelta dei suoi genitori, ma è diventato, come potete vedere, la partecipazione attiva di tutti quanti, delle scuole, degli enti di formazione professionali, degli ITS, di tutte le rappresentanze sindacali, di tutte le parti datoriali, di associazioni e soggetti che sul territorio per questo lavorano. Costruire il sistema è questo. C'è un'amicizia che mi lega alla famiglia di Lorenzo e voglio semplicemente come essere umano poter prendere parte a questo modo incredibile che hanno avuto loro di trasformare una vicenda davvero terribile in qualcosa di importante per tutti noi. Quindi per Lorenzo e per tutti i Lorenzo d'Italia e del mondo dobbiamo essere qui e dovunque ci sarà bisogno di ricordare che la sicurezza sul lavoro non è un dato marginale.